Come? So che non ci sono. Lo so. Però adesso siamo così, siamo improvvisati. Che qua non c'è la DSL, altrimenti l'avrei fatta piccola. Come? Cavalete per una macchina più piccola. Sì, sì. Non è che è un telefonino che si può collegare a internet? Io? No. No, sei così tecnologico. Quello che sei male. Chi si occupa dei microfoni? Diciamo che i microfoni No, è spento, sicuramente sarà solo da accendere. non c'è. Guarda che non si sente per la spina. No, è attaccato. Non c'era il casco apposta. Ma hai anche lo stabilizzatore di immagini? Quale? Si sente? Sì, in streaming. Sì. Si sente. Buongiorno a tutti. Mi hanno detto che ci sono degli amministratori comunali, sindaci e qualche consigliere assessore. Mi fa molto piacere perché se noi siamo riusciti a ottenere qualche risultato in questa nostra conquista della legalità, lo dobbiamo proprio ai sindaci che dei 300 comuni della Sardegna che si sono attivati e hanno dichiarato il loro territorio zona franca. Questa è la prima volta che in Sardegna e penso anche in Italia si sia applicato l'articolo 1 della Costituzione italiana, dove si prevede che la volontà appartiene al popolo. Il popolo è sovrano, il popolo italiano e sardo ha diritto di pretendere che lo Stato italiano rispetti la legge, rispetti soprattutto la legalità, il principio della legalità, su cui si fonda il pilastro che è il pilastro della nostra democrazia. Cioè, se noi siamo uno Stato di diritto, siamo uno Stato libero, la legalità è il principio generale, il primo principio che deve essere, che è affermato dalla Costituzione. Come sapete, la Costituzione italiana non è una legge qualunque, è una legge che detta dei principi. Poi in base a questi principi il legislatore italiano nei 65 anni della Repubblica ha emanato tante leggi, ma tantissime. Noi attualmente, sapete, abbiamo in Italia in vigore 250.000 leggi, in vigore 250.000 leggi, quando gli altri paesi del mondo ne hanno appena 5.000, 6.000, meno di 10.000 sicuramente. Noi ne abbiamo attualmente in vigore 250.000. Ebbene, queste 250.000 leggi comunque fanno riferimento sempre all'articolo, ai principi dettati dalla Costituzione, soprattutto l'articolo 1, dove si dice che la sovranità appartiene al popolo. E il popolo sovrano della Sardegna, attraverso i sindaci, si è espresso, così come vi ho detto, dichiarando il proprio territorio zona franca. Ma perché abbiamo dovuto trovare questo escamotage, questo espediente, questa scorciatoia? Siamo stati obbligati a trovarla perché stavamo perdendo un diritto che ci proviene da molto lontano, badate bene, probabilmente da secoli, se non da millenni, da un millennio, il diritto ad essere zona franca. Perché zona franca? Perché
in tutte le parti del mondo dove esistono situazioni come quella in cui geograficamente vive l'Italia, ecco, è collocata l'Italia, in tutto il mondo, ripeto, ai territori che si trovano al centro di un immenso mare come il Mediterraneo, lontani dall'Italia, lontani dalle altre nazioni europee. A questo punto in questi territori è previsto che si creino delle zone franche. Perché? Per rimediare alla naturale inferiorità economica e sociale, politica, che hanno i popoli che vivono in terre così lontane come ci troviamo noi. Noi infatti abbiamo il fenomeno non solo della lontananza, quindi abbiamo la lontananza dalle altre nazioni, dalle altre regioni italiane e dalle altre nazioni europee, e quindi abbiamo la cosiddetta, l'Europa la definisce ultraperifericità. Quindi abbiamo il problema di essere un'isola, di essere ultraperiferici, così lontani, ma abbiamo un altro fenomeno che l'Europa ritiene degno, l'Europa e il mondo, ritiene degno di essere compensato attraverso un diritto che deve essere riconosciuto a chi vive in questi territori, perché questi territori siano messi alla pari degli altri territori italiani. Cioè noi abbiamo il fenomeno dello spopolamento, e il fenomeno dello spopolamento è una conseguenza immediata, logica, del fatto che siamo così lontani. Siamo lontani, quindi siamo ultraperiferici, siamo un'isola, abbiamo i sovraccosti del trasporto, ovviamente, quindi questi sovraccosti del trasporto che le altre regioni italiane non hanno, se non vengono compensati con un diritto, con una compensazione fiscale, una compensazione economico-fiscale, questi territori, così come il nostro, sono destinati a diventare preda di chiunque abbia i soldi e voglia comprarseli, perché noi, così come tutti abbiamo modo di verificare, ogni giorno noi stiamo diventando sempre più poveri, perché quando si creano le zone franche, la compensazione che viene data soltanto perché si possono creare dei posti di lavoro. Cioè la compensazione viene data perché solo attraverso il lavoro uno può decidere di continuare a esistere, a stare in Sardegna, perché se non c'è lavoro è ovvio che questo popolo è destinato ad emigrare, così come ha sempre fatto, soprattutto in questi ultimi 60 anni. Noi, non avendo risorse proprie, non essendoci stati dati i vantaggi, le compensazioni della zona franca, siamo stati costretti ad emigrare. Guardate bene che questa immigrazione di massa che subiamo noi, che è una immigrazione unica al mondo, perché lo spopolamento che abbiamo in Sardegna è altrettanto un fenomeno unico al mondo. Non esiste un'altra zona del mondo con un clima temperato come quello che abbiamo in Sardegna che abbia una densità demografica così bassa. Questa densità demografica la troviamo in Africa, all'equatore, al polo nord, al polo sud, dove c'è il ghiaccio, dove si vive a 50-60 gradi sotto zero. Noi praticamente non esistiamo, ma non esistiamo, siamo talmente pochi che siamo l'equivalente di un quartiere di Roma, di Napoli, quindi essendo talmente pochi non contiamo neanche politicamente, e quindi forse è proprio per questo che i politici che in questi 60 anni, 65 anni si sono susseguiti nel tempo non hanno, i partiti, soprattutto i partiti romani, che sono quelli che comandano in Sardegna, i politici di questi partiti non hanno pensato di dare alla Sardegna quelle compensazioni per esistere, continuare ad esistere, che si chiamano zona franca, le compensazioni della zona franca. Però vogliamo a questo punto denunciare pubblicamente, dobbiamo farlo tutti assieme a voce alta e dire all'Italia e all'Europa che questo fenomeno dello spopolamento voluto
dalla politica romana si chiama diaspora, e la diaspora è un reato, è un delitto contro l'umanità, è un crimine. La diaspora non l'hanno subita soltanto gli ebrei, noi sardi l'abbiamo subita peggio degli ebrei, perché gli ebrei hanno avuto la forza di riconquistare la loro terra e da 65 anni hanno fondato uno Stato che è forte, potente, riconosciuto dal mondo. Noi invece siamo dei poveretti che siamo costretti ad emigrare e a svendere la nostra terra, che è la terra più bella del mondo, e un domani i nostri figli ci malediranno se noi non faremo la zona franca, perché i nostri figli e i nostri nipoti ci accuseranno e ci diranno: perché non avete fatto la zona franca? Perché io sono costretto magari ad andare a lavorare in Arabia a 40 gradi all'ombra o a 50 gradi all'ombra quando potevo stare in Sardegna dove c'era un clima bellissimo? Questo ci diranno i nostri figli e nipoti, perché se noi in questo momento cediamo il nostro diritto, cediamo al ricatto dei nostri politici, i nostri figli e le prossime generazioni saranno costrette ad emigrare. La Sardegna sarà una terra spopolata, vissuta, popolata soltanto da chi vuol venire a fare in vacanza, perché la Sardegna è bella, è appetibile, e ci saranno gli arabi e i russi al posto dei sardi. I sardi saranno semplicemente camerieri e quelli che andranno a fare su Balludundu per divertire i turisti che vengono. L'avete capito che cosa vogliono fare dei noi sardi? E allora dobbiamo dire basta, ma non perché demagogicamente si deve dire basta come qualcuno, quando chi fa politica fa. Io non faccio politica né devo fare politica, però sono qui a dirvi: ricordatevi che noi abbiamo questo diritto che ci viene dalla legge, che nessuno ci può togliere, perché sin tanto che esiste la Costituzione italiana noi abbiamo diritto ad avere questo diritto, e allora dobbiamo rivendicarlo tutti assieme, perché la zona franca la zona franca è un principio che è stato affermato dall'Europa, non soltanto dall'Italia. Cioè noi nel 1948 siamo stati ritenuti degni dagli alleati vincitori della seconda guerra mondiale. Vi ricordate che abbiamo avuto una guerra? Ecco, la seconda guerra mondiale, i vincitori della seconda guerra mondiale, gli americani, gli inglesi, i francesi, perché noi eravamo perdenti, l'abbiamo perduta insieme ai tedeschi, però allora gli alleati vincitori della seconda guerra mondiale hanno detto: è giusto che la Sardegna abbia i punti franchi. Lo dice nello statuto infatti della Sardegna, che è stato approvato con legge costituzionale numero 3 del 1948, all'articolo 12 si dice: saranno istituiti in Sardegna i punti franchi. Ma i punti franchi sono la stessa cosa delle zone franche, tant'è che per la regione Valle d'Aosta l'articolo 14 della legge costituzionale numero 4 del 48, pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale, si dice: la Valle d'Aosta è posta fuori dalla linea doganale perché costituisce zona franca. La zona franca viene disciplinata con legge dello Stato. E siccome ci troviamo qui in un campo fiscale e sappiamo che in ogni parte del mondo la legge fiscale prevede che a parità di situazioni esistano condizioni identiche, cioè io non posso fare una legge per la regione Valle d'Aosta e una legge per la regione Sardegna, essendo entrambi a statuto speciale. È ovvio che quello che prevedo, se dico che la zona franca ce l'ho in Sardegna e ce l'ho nella Valle d'Aosta, è ovvio che se la legge che applico per la zona franca della Valle d'Aosta vale anche per la zona franca della Sardegna. Allora è ovvio che il legislatore, si tratta di benefici fiscali, compensazioni fiscali o benefici fiscali che sono addirittura sono fissati, oltre che nella Costituzione, come vi ho detto, la Costituzione è stata, sono fissati anche nel testo unico doganale italiano, approvato con DPR numero 43 del 1973. All'articolo 2 si dice che le zone franche e i punti franchi sono equiparati tra di loro, cioè vuol dire che sono entrambi territori extradoganali e che la normativa che li disciplina è identica per entrambi. Quindi noi abbiamo gli stessi diritti che alla Valle d'Aosta, abbiamo gli stessi diritti che a Livigno, abbiamo gli stessi diritti che a Gioia Tauro. E a questo proposito vi voglio dire che mentre i nostri diritti derivano dalla Costituzione italiana,
ci derivano dalla Costituzione sarda, sono stati riaffermati nel 1998 con un decreto legislativo numero 75 del 98 che ha individuato le zone franche della Sardegna in tutta la Sardegna, cioè se io prevedo zone franche nel perimetro della Sardegna e dico che la zona franca verrà fatta in questi porti che vengono individuati o in porti che successivamente verranno individuati o funzioneranno come tali e in altre zone industriali collegati o collegabili a questi porti, il legislatore sta dicendo che si tratta di tutta la Sardegna e non potrebbe essere altrimenti, perché la normativa internazionale sulle zone franche prevede che se io faccio una zona franca in un'isola, per zona franca si intende tutta l'isola, perché l'isola ha già la sua barriera naturale, che è il mare. Io non devo costruire muraglie o divisioni, la divisione me la dà il mare, quindi io ho già la barriera del mare, devo semplicemente perimetrare vicino ai porti le zone dove le merci in entrata e in uscita devono essere custodite in attesa di essere spedite o di essere consegnate al destinatario. Ma questo ve lo sto raccontando per dirvi che noi questo diritto ce l'abbiamo da molto lontano, addirittura, come vi ho detto, da secoli fa. Ma Gioia Tauro è zona franca attiva e sta crescendo, è cresciuta, è diventata una delle zone più ricche d'Italia grazie al fatto che è diventata zona franca nel 2003. Con un semplice decreto dell'Agenzia delle Dogane, con una legge regionale che ha comunicato all'Italia, che ha comunicato all'Europa, guarda che Gioia Tauro è zona franca. E Gioia Tauro è nell'elenco delle zone franche d'Europa. Non ha la legge costituzionale, non ha un diritto che gli deriva da tempi lontani, non ha un decreto legislativo che lo ha riconfermato, è una semplice legge, un decreto dell'Agenzia delle Dogane, una legge regionale. E noi invece siamo qui ancora, stiamo discutendo su come andare in Europa a far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale Europea che siamo zona franca. Cioè noi stiamo chiedendo di essere messi nella stessa Gazzetta dove c'è Gioia Tauro, l'abbiamo capito questo? Dove c'è Gioia Tauro abbiamo diritto a esserci anche noi. Mentre dovrebbe essere il contrario, se il nostro diritto è più antico è ovvio che era Gioia Tauro a dover chiedere di stare dove stavamo accanto a noi, invece siamo noi che dobbiamo chiedere di essere messi nella stessa gazzetta dove Gioia Tauro. È una cosa che ci fa soltanto soffrire e ci fa piangere, però ci fa piangere e soffrire molto di più, perché noi, come vi ho detto, io ve ne potrei citare diverse di norme che confermano il nostro diritto, norme italiane ma anche norme europee, e invece siamo qui a sentire dei sardi che ci dicono che non possono più dire che questo diritto non ci spetta, non l'abbiamo, perché l'abbiamo detto in tutte le lingue, ripetuto, che questo diritto ormai ce l'abbiamo, ce lo teniamo e ce lo combatteremo in tutte le sedi e tutti i tribunali del mondo, però ci sentiamo dire da qualcuno, delle persone che non sappiamo per quale motivo lo facciano, se per odio nei confronti del popolo sardo, o perché qualcuno li ricalta, o perché sono così scemi e cretini da non meritare il posto che hanno, oppure perché l'ala dell'imbecillità ha avvolto completamente la loro testa. Queste persone dicono che non ci conviene. Allora, io a questo proposito sarò brevissima, sto chiudendo. Voglio dire soltanto che non ci convenga, è un'idiozia, questo è il mio punto di vista, però è un'idiozia pura, però non voglio dire che queste persone siano idiote, dico soltanto che sono ignoranti e impreparate e non meritano di andare a rappresentarci, perché io dico una cosa, se abbiamo due tesi giuridiche, una pro e una contro la zona franca, se tu sei un sardo e vai a rappresentare gli interessi dei sardi, e visto che si sono attivati 300 comuni, tu devi fare gli interessi dei 300 comuni della Sardegna, quindi devi sostenere quella a favore della Sardegna.
dovresti sostenere. Se non sei capace di capire neanche questo, non ho capito che cosa ci vai a fare a rappresentare chi. Stai rappresentando solo te stesso. E l'altra cosa che vorrei dire, che semplicemente è di logica, ma scusate, proviamoci. Se poi non ci conviene torniamo indietro. Nella legge non c'è scritto che non si possa recedere dalla zona franca, c'è scritto come si entra, come si gestisce la zona franca, quali sono le opportunità, c'è scritto che per esempio noi avremo la benzina che costerà molto meno, ma non c'è scritto che non si può tornare indietro. Si può tornare indietro, ma ci vogliamo provare, ma ce lo mettiamo nella zucca vuota, in quelle zucche vuote, gliele vogliamo mettere dentro le idee, che prima della conoscenza giuridica c'è una conoscenza che è fatta dalla saggezza, che è fatta da una cultura primitiva che ci deriva dagli albori dell'umanità, dove l'uomo non andava a scuola, non andava all'università, ma usava il buon senso. Quindi chiediamo che chi ci rappresenta abbia, se non ha la cultura, se non ha l'intelligenza, che almeno usi il buon senso per capire le cose che deve fare o non deve fare. Quindi chiediamo che i nostri politici, prima che inizi la campagna elettorale, perché non vogliamo che quella che è il nostro diritto diventi la bandiera di destra o di sinistra, la nostra è una bandiera bianca, dobbiamo volere tutti la stessa cosa, poi si parlerà di politica e vedremo chi saprà governare meglio questa nuova economia che nascerà dalla zona franca, perché badate bene, come vi ho detto prima, così come la Valle d'Aosta noi abbiamo diritto ad avere la benzina e la luce elettrica senza dazi doganali IVA ed accise, e nonché altri prodotti, caffè, zucchero, birra, alcol, senza dazi doganali IVA ed accise. Questo vuol dire che per esempio se noi compriamo la benzina dall'Algeria, come ci hanno proposto, a meno di 50 centesimi al litro, così come fa la Valle d'Aosta e fa il Livigno, per esempio sulla benzina la regione potrebbe calcolare un altro 30-40 centesimi, per cui addirittura 50 centesimi costerebbe meno di €1 e già ci andrebbe bene. Ma questi 50 centesimi al litro sarebbero la ricchezza della Sardegna. Ma avete idea di quanti litri di benzina ogni giorno noi consumiamo? Quanti centesimi, 50 centesimi potrebbero entrare nelle casse della regione? Perché questa è l'altra cosa che dobbiamo chiedere a gran voce, a Cappellacci adesso e chiunque starà e verrà dopo, che facciano l'agenzia delle entrate di riscossione sarda, perché questo è il nostro diritto, lo troviamo scritto nella stessa Costituzione che prevede le zone franche. All'articolo 8 e 9 c'è scritto che 9 decimi dei tributi della Sardegna sono della Sardegna e che la Sardegna ha diritto a riscuotere direttamente, che può, cioè il legislatore dice può affidarla allo Stato italiano, può. Quindi la volontà prima è quella nostra, di avere la nostra agenzia delle entrate di riscossione. Poi, se non ci va bene, diamo all'Italia, diamo alle agenzie delle entrate italiane, ma proviamoci prima ad avere la nostra agenzia di riscossione. Ha funzionato per un anno e poi l'hanno eliminata. Evidentemente non è molto potente in Sardegna. A Roma degli interessi dei sardi non gliene può fregare niente, e la dimostrazione sono questi 65 anni che ci hanno abbandonato, nei quali la Sardegna è diventata sempre più povera, ci hanno dato un po' di elemosine, ci hanno fatto credere che i piani di rinascita sarebbero stati la panacea di tutti i mali, e invece ci ritroviamo senza lavoro, con le pensioni sempre più misere, con la cassa integrazione, quindi stiamo addirittura costando allo Stato e ce lo sta rinfacciando, perché questa è la cosa drammatica. Lo Stato italiano ci sta rinfacciando che noi siamo un peso per l'Italia, quando potremmo essere veramente un volano per l'economia italiana, perché se noi facciamo la zona franca rinasce l'Italia, perché noi possiamo essere il ponte tra l'Europa e l'Africa. L'Africa è il futuro del mondo, ci sono materie prime che devono essere sfruttate. Noi potremmo veramente diventare il volano della ripresa economica dell'Italia e forse anche dell'Europa. Non sarà così? Io credo di sì invece, e invito tutti quanti a dire ai nostri politici
a chiedere ai sindaci e agli assessori, agli amministratori, fatevi, bussate alla porta dell'Italia e dell'Europa, fatevi portavoce della volontà dei vostri concittadini nella richiesta del rispetto di un diritto. Se volete che noi continuiamo ad essere cittadini italiani che pagano le tasse e che rispettano la legge, per prima lo deve rispettare lo Stato italiano. E i politici la devono rispettare, i politici che rappresentano il popolo sardo. Dovete rispettare la legge, perché se non rispettate voi la legge non siamo neanche noi tenuti a rispettarla, badate bene. E quindi si innesca un processo molto pericoloso. Quindi stiamo molto attenti, rispettate la legge se volete essere rispettati. Questo è il messaggio che dobbiamo lanciare ai nostri politici e a quelli che vogliono fare politica. E mi auguro ci sia un cambiamento vero nella classe politica, nella nuova classe politica che affronterà il discorso della zona franca, perché non è soltanto essere zona franca, è anche farla camminare, farla viaggiare, perché per farla viaggiare la zona franca ci sono testi fiscali di queste dimensioni, non è una cosa, un gioco da ragazzi, badate bene, bisogna conoscere le norme e dobbiamo soprattutto interpretarle nel modo giusto, altrimenti si commettono degli errori. E allora piuttosto che commettere degli errori che possono essere anche abbastanza gravi, è meglio che tutti quanti si mettano l'animo in pace e si mettano e pensino di doversi mettere a studiare loro direttamente, non far studiare i consulenti, che poi il politico non è in grado neanche di capire se il consulente dice o non dice la cosa giusta. Il politico deve studiare come stanno le cose, si deve informare ed aggiornare. Quello che noi stiamo facendo in giro è proprio questo, informare la gente. Grazie, passo al microfono ad Andrea che racconterà la sua parte. Grazie alla dottoressa Randazzo. A breve, io non rimarrò molto al microfono, lascerò subito tra poco gli spazi alle domande, perché la cosa più importante Prova? Sì, perché la cosa più importante poi sarà fare le domande per tutti quanti voi, perché la zona franca, il discorso zona franca è un discorso molto ampio, molto vario, e ognuno di noi ovviamente ha delle domande, e ogni domanda serve non solo a noi per toglierci i dubbi, ma servirà a ognuno di noi. Ce l'ha con me questo, mi hai boicottato. Allora, no, nulla. Dunque, io sono Andrea Impera, sono il presidente del Movimento Artigiani e Commercianti Liberi Sardegna. Nulla, oltre 2 anni di lotte in tutta la Sardegna per cercare di avere a livello di sardi un briciolo di giustizia, perché comunque sia siamo servi. Quello che diceva la dottoressa, arriveranno gli arabi e noi dovremmo ballare, fare su Baludundu per farli divertire. A me sembra che siamo già a quei livelli, non sono i sardi, magari soltanto gli arabi, ma basta che arrivino gli italiani. Se c'è un megafono magari facciamo. Stavo dicendo, abbiamo oltre 2 anni comunque di battaglie fatte, molti ci conoscono. Tra queste battaglie è partita a un certo punto la battaglia per la zona franca, perché più volte noi siamo andati a chiedere, a elemosinare alla Regione Sardegna il discorso zona franca, che era uno dei punti che ci poteva forse portare fuori dalla crisi, ma diciamo che ci hanno sempre detto che non si poteva fare, non si poteva attuare, che l'articolo 12 della Costituzione era qualcosa di vecchio, che non si poteva mettere in atto, eccetera eccetera. Poi, incontrando la dottoressa Randaccio, parlando e mettendoci un attimino a tavolino a capire le cose, abbiamo capito che invece si poteva fare, non solo tramite lo statuto della Regione Sardegna, ma anche tramite un decreto legislativo, cioè una legge che ha fatto l'Italia per noi sardi, e quindi ci dicono che
attraverso il decreto legislativo 75/98 noi siamo zona franca, cita i vari porti della Sardegna e oltre ai vari porti va a dire anche che tutte le zone industriali e artigianali ad esse connesse in maniera accessibile diventeranno zona franca. In poche parole si deduce che tutta l'isola diventerà zona franca. Quindi perché ci siamo chiesti dal 98, noi avevamo un decreto legislativo che nessuno ha voluto mai tirar fuori, perché siamo andati poi a dibattere con gli assessori regionali e ci hanno chiesto scusa perché forse non conoscevano la materia e l'hanno archiviata da una parte, ma quel forse che loro conoscevano la materia e l'hanno archiviata da una parte sta facendo morire delle persone. Perché comunque se da 60 anni dovevamo tenerla, almeno dal 98 che c'era questo decreto legislativo, avrebbero dovuto loro signori fare qualcosa per darci un briciolo di ossigeno. Invece no, hanno continuato a battersi per tenere aperta un'azienda che sapevano che tanto sarebbe chiusa domani, hanno continuato a battersi per tante cose, poi per cercare chissà quali soluzioni attraverso i sindacati, attraverso ad altri grandi tavoli tecnici, per non arrivare mai a nulla. Anche noi ci siamo messi e mi hanno detto facciamo una grande denuncia, abbiamo fatto tra settembre e ottobre una diffida a Cappellacci ad adempiere con la dottoressa Landaccio, con Giuseppe Carboni che oggi non è qui con noi, però è una grande persona che sta lavorando tanto in tutta la Sardegna per il movimento, e attraverso i giuristi indipendenti abbiamo firmato in prima persona, ho firmato io come presidente del movimento e tutti gli altri, senza paura, e siamo andati avanti. Siccome aveva 90 giorni il presidente per risponderci, non si è fatto sentire, l'abbiamo fatto un ricorso al TAR, perché se la regione Sardegna non vuol mettere in atto quello che è il nostro diritto, allora il TAR dovrà mettere in atto ciò che la regione non sta facendo. A quanto pare però ultimamente le cose sembra che si stiano mettendo leggermente meglio. Cappellacci l'abbiamo visto in una trasmissione da poco che sembra che stia prendendo delle posizioni. Una cosa importante che ha detto la dottoressa, i comuni che si sono uniti e hanno fatto quelle delibere molto importanti, come a dire Cappellacci, se le cose non le fai te le facciamo noi, è quello che fa smuovere il presidente, è quello, una denuncia al TAR, un ricorso al TAR fa muovere la politica. Cioè noi stiamo morendo, non riusciamo più a portare il pane a casa, però ci dobbiamo un attimino mettere, studiare con i tecnici come fare perché il popolo sardo possa rimanere nella sua terra. Siamo in queste condizioni e noi continuiamo a farlo, trascurando le famiglie, trascurando il lavoro, trascurando tutto, perché siamo in tanti in tutta la Sardegna che stiamo cercando di batterci per questa cosa. Ma una cosa che io chiedo a tutti quanti voi e di finirla con il vedere per forza un punto di riferimento in un'unica persona per tutti voi. Il punto di riferimento siete tutti voi. In ogni paese prendetevi per mano e uscite fuori dalle case. Prendetevi per mano vuol dire gruppi di persone, gruppi, non una, due, perché possono essere se io vado nel mio paese c'è quello a cui sto simpatico e quello a cui sto antipatico, fate gruppi di 10, 20 persone, bussate nelle case, prendetele via, fate uscire la gente di casa, spiegate queste cose, perché tutti si lamentano, qui tutti ci lamentiamo, ma nessuno reagisce. Perché quando poi si dice, e a noi ci stanno accusando in questi giorni, che non stiamo portando la gente in piazza, non stiamo portando a fare che cosa? Ad andare in 1000, 2000, 3000 a farci ridere dietro? Il giorno che noi scenderemo di nuovo in piazza non sarà per una semplice manifestazione, sarà perché il popolo sardo ci ha fatto capire che siamo pronti. Allora scenderemo in piazza, ma non a fare gazzosa. Ecco perché stiamo rifiutando di andare in piazza in 10, in 20, in 60, perché quando si va a fare una manifestazione in 60 persone e le televisioni ti riprendono e dicono questo è il popolo sardo, ci stanno prendendo in giro. Quelle 60 persone non sono il popolo sardo. Il popolo sardo sono quelle 3 persone che si sono ammazzate in questi giorni per colpa di questi deficienti, che non stanno facendo nulla per tutti quanti noi. Non svegliarsi vuol dire prendere coscienza che purtroppo posso lavorare, e io l'ho fatto, purtroppo è 2 anni che insieme a tanti di noi stiamo lavorando poche ore al giorno per dedicare tanto agli altri.
Perché io poco fa sono entrato e ho incontrato un amico comunque sia, che è qui con noi, e mi ha detto: Andrea, si sta verificando tutto quello che stavate urlando da quei mezzi, dalle piazze, quando eravamo in 20.000 a Cagliari, si sta verificando tutto, è diventato tutto reale, adesso la gente vi crede. Ma perché la gente deve credere a uno come me, che prende un attimino coscienza, si incazza e dice: no, non mi voglio far schiacciare? La gente deve credere a quello che c'è sul tavolo ogni giorno. Ogni santo giorno vediamo qual è la nostra situazione. Un'altra accusa da poco, per farvi capire, perché il nostro nemico più grande, il nemico più grande che abbiamo, io fino a 2 o 3 anni fa pensavo che fossero i politici. Il nemico più grande che abbiamo in Sardegna sono i sardi, siamo noi, che ci facciamo le scarpe l'un con l'altro. Dopo tutto quello che delle persone stanno facendo, mi sono sentito dire e pubblicare in una pagina Facebook: Andrea Impera, invece di essere dispiaciuto per quei morti, vai a dire alle loro famiglie che mentre tu e gli altri stavate in giro per la Sardegna a spiegare che cos'è la zona franca e a far prendere coscienza su questa cretinata, loro stavano morendo. Cioè la colpa è di chi sta combattendo per dare un qualcosa a tutti quanti noi. Questo è il sardo. E quelle accuse che mi arrivano non arrivano da una persona che è in politica, arrivano da una persona che in altri movimenti sta facendo battaglie come tutti quanti noi. C'è gente che è contro la zona franca perché il partito o chi gli dà lo zuccherino gli dice che non è giusto. Tutti i santi giorni mi trovo persone che mi dicono: Andrea, ma ho parlato con un amico che è un pezzo grosso e dice che state dicendo delle eresie. Certo che stiamo dicendo delle eresie, perché quando la poltrona di pelle diventerà una poltrona di plastica per tanti bastardi che ci stanno continuando a promettere fesserie, posti di lavoro, roba che ovviamente c'è gente che sta marciando sul fatto che noi siamo nella merda fin sopra i capelli, scusatemi il termine. Ci marciano, c'è gente che mangia da quello, ci vogliono vedere in miseria, perché quelli ci campano. E quando noi diciamo che la zona franca darà benessere a tutti, io sfido il politico che verrà a darti la pacchetta sulla spalla o a portarti la busta di spesa come fanno nella nostra zona per prendersi il voto e ti diranno: non preoccuparti, faccio entrare io tuo figlio a lavorare. Cosa ci potranno promettere se in una famiglia tutti stiamo lavorando? Se c'è il benessere, cosa ci possono promettere? Più nulla! Vengono, e come vengono ci dicono: no, come sei arrivato, ti prendi un caffè se sei un amico, se non sei un amico non ti faccio neanche entrare in casa, te ne vai. E chi va a comandare la politica va a fare il politico per meritocrazia. Questa parola noi ce la siamo dimenticata. Meritocrazia, non perché ti prometti di lavorare qualcuno, non esiste. Questo non deve esistere. È lì che il sardo muore. Il sardo muore quando diventa servo di qualcuno che ci promette qualcosa che non potrà mai mantenere. È un giro che non esiste. Per farvi capire che cos'è che abbiamo in mano, che è questo decreto legislativo, che cos'è che sta andando a dire in giro per la Sardegna la dottoressa Randaccio, l'avvocato Scifo, noi con tutti i movimenti e stiamo facendo riunioni, siamo diventati tantissimi, stiamo dicendo delle cose, stiamo dicendo: Sardegna, c'è il modo per non morire. I nostri figli gli stiamo dicendo: forse riusciamo a quelli che sono immigrati a farvi ritornare. Quello stiamo dicendo. Quando venite a queste riunioni dovete essere di più. La prossima volta queste riunioni le fate voi. Vi guardate, 4-5 di voi si siedono qua, chiamano gli altri paesi e ripetono le stesse cose. Perché la legge è legge non solo quando vediamo una famiglia che viene sbattuta fuori dalla propria casa, con la propria famiglia, e quando andiamo dal prefetto di Cagliari e gli diciamo: questa cosa è ingiusta, quelli non hanno un posto dove dormire, stanno dormendo in macchina, e mi dicono: Impera, la legge è legge, va rispettata. Allora la legge è legge anche quando ci fa sopravvivere, non solo morire. Non c'è solo da pagare, c'è anche da prendere da questa vita. Stiamo facendo una vita dando, è la vita del dare, e troppi di noi non stanno più riuscendo a pagare, si vergognano che non stanno riuscendo a pagare, si vergognano che ogni tanto io vado in tantissimi posti con gli amici,
Ce lo dice stamattina, avevo l'ufficiale giudiziario, mi vergogno. Ma ti vergogni di che cosa? Ormai siamo tutti così. Il problema è che non ci dobbiamo vergognare noi, perché questa non è la vita, questo è un inferno. E l'inferno sono quei dormienti che sono lì e stanno a guardare. L'ultima riunione che abbiamo fatto è stata a Tonara e qualcuno ci ha accusato di avercela, dice: ma voi siete contro la politica, siete contro i politici? No, noi siamo contro gli ebeti che pensano che stare lì vuol dire ammazzare gli altri. La nuova politica, il nuovo politico, quello che io desidero come politico, dovrà avere più palle, deve avere più palle ed essere meno servo. Me ne servo verso Roma, perché se Roma dice non si può fare, come sta succedendo col PD, che stanno tirando fuori ogni giorno una nuova proposta di legge per quanto riguarda la zona franca. La nostra proposta di legge per la zona franca ce l'abbiamo già. Abbiamo trovato sindaci in giro per la Sardegna che ci dicevano: sì, ma se fate la zona franca poi noi come possiamo amministrare? Io chiedo ai sindaci: cosa state amministrando? Il nulla! Il nulla! 75-98 è il decreto legislativo. Nel 2001 un deputato, certo Carboni, fa una proposta di legge. La proposta di legge dice una proposta di legge sulla zona franca, cioè nel 98 noi avevamo un decreto legislativo che dice andate avanti, nel 2001 fanno un'altra proposta di legge. Gli rispondono che in riferimento alla nota sopraindicata si osserva preliminarmente che, al contrario di quanto afferma il relatore della proposta di legge indicata in oggetto, in data 10/3/98 è stato emanato un decreto legislativo 75 che istituisce, in attuazione all'articolo 12 dello Statuto Sardo, zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed altri porti in aree industriali ad essi funzionalmente collegate e collegabili. Non sto a leggervelo tutto, ma continuano dicendogli: ci sembra riduttivo la proposta che lei ci sta facendo, quando alla fine tutta la zona franca, secondo questo decreto legislativo e secondo lo statuto, diventerebbe zona franca. Cioè un politico che ci un deputato che ci deve rappresentare in Sardegna, c'ha il 98, ne fa un'altra dove gli dicono: ma come, hai una tavola piena di roba da mangiare e ci stai chiedendo un tozzo di pane duro per la tua terra? Lo prendono anche per il culo. Questa è la politica che noi abbiamo? Questa è la politica che noi vogliamo? Questo non esiste. Questo non deve esistere più. Noi dobbiamo andare avanti in un'altra maniera e dobbiamo essere in grado di capire che il futuro ci deve essere. Per forza, dobbiamo prendere coscienza di quello che siamo. Dobbiamo fare una cosa importante. 1. Evitare che la zona franca venga usata per la prossima campagna elettorale. Non deve esistere. Cappellacci nelle trasmissioni ha detto che con noi, prima che te ne vai Cappellacci, vogliamo la zona franca. Saranno i prossimi che entreranno per meritocrazia a prendere le redini in mano e a portare avanti. Prima che te ne vai non devi andare in campagna elettorale, perché attenzione, purtroppo la campagna elettorale è cominciata. Non andare in campagna elettorale a sfruttare la povera gente, basta. Quella è una cosa che non deve più esistere. E su quello dobbiamo lavorarci tutti. Quindi, prima che si vada alle prossime regionali, dobbiamo avere le cose fatte. I gruppi delle persone, molto importanti nei paesi, chiamate la gente, spiegate cosa sta succedendo, non finirò mai di dirlo. Importante, gruppo zona franca, chiamatemi come volete. L'importante è che quando faremo una telefonata, che tutta la Sardegna dovrà scendere per protestare, scendiamo tutti, non in 7.000, non facciamo ridere i gatti, prepariamoci, usiamo la testa, usiamo l'intelligenza. Salutamela Marco. Per finire e poi per smorzare un attimino, ragazzi. Allora,
Per finire, e poi passiamo alle domande, che è la cosa più importante. Pensiamo una cosa, Gioia Tauro, in un attimo hanno fatto zona franca, ragazzi, Gioia Tauro, nessuno l'ha detto praticamente, ma è la capitale della mafia, nessuno lo vuol dire. Gioia Tauro è zona franca non interclusa, la capitale dell''ndrangheta. Ma perché lì in 448 le dogane sono andate lì per fare la zona? Ma caspita, ma noi siamo troppo buoni, siamo una terra di buoni, una terra di gente che verrà sempre solamente presa in giro. Non permettiamolo più, ma non perché lo dico io, perché lo vediamo tutti i giorni. Apriamo la porta tutti i santi giorni, fuori dalle case, cosa vediamo? Io vedo gente che non sorride più, abbiamo perso il sorriso. Vedo padri di famiglia che si mettono a tavola e non parlano più neanche con la famiglia. Qualcuno da poco mi ha detto, era un periodo brutto per me, e mi ha detto una cosa: non andare in casa da tua figlia con questa faccia. E aveva ragione, perché stai facendo del male alla bambina. Ieri notte ho preso mia figlia con tutti i santi problemi che tutti noi possiamo avere, con tutti i problemi che tutti noi vediamo tutti i santi giorni. Ho preso mia figlia, ci siamo fatti una corsetta nel viale lì davanti a casa, per cercare un attimino di evitare di pensare troppo e di far vedere troppo la situazione penosa che stiamo passando anche i bambini. Però se un domani mia figlia mi potrà ringraziare è perché avrà una vita in questa terra. Se mi manderà a fanculo è perché tutti quanti noi ce lo siamo veramente meritati di fare emigrare tutta la gente e di far diventare la Sardegna come un'unica terra a disposizione dei ricconi, e noi saremo sempre servi. Io vi ringrazio. Alessandro Scano. Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Scano, faccio parte del direttivo del Movimento Artigiani Commercianti Liberi Sardegna. Io ho questo tono di voce, però vi giuro che nel profondo sono incazzato, se non quanto Andrea forse anche qualcosina di più. Io senza fare piacerie, senza essere stucchevole, vorrei dedicare un applauso a quelle 3 persone che si sono fatte fuori 2 o 3 giorni fa in Sardegna, non perché sono dei vigliacchi, ma perché fino ad ora hanno combattuto, perché sono stati degli eroi a continuare a perseverare a lavorare in questa terra dimenticata da Dio e dagli uomini. Io non sono un laureato, sono una persona che si informa. Vi do 2 o 3 nozioni, poi siete liberi di andarle a confutare. Alla base dello Stato, di una società civile, c'è un patto dove dice: ok, noi ci mettiamo assieme e accettiamo di sottostare al di sotto di certe leggi, però tu Stato ci devi tutelare. Questo è il patto sociale alla base di qualsiasi società civile, alla base di qualsiasi democrazia. Ora, se vi sembra che noi stiamo vivendo questa situazione, forse vi state sbagliando. A me sembra che non siamo proprio così. La legge, come diceva prima Andrea, deve essere rispettata nel dare e nell'avere. Troppe volte abbiamo visto famiglie buttate fuori dalle proprie case, imprenditori buttati fuori dalle proprie aziende, gente trattata a calci nel culo, scusate il termine. In cambio di che cosa? In cambio di niente. In cambio soltanto di una vita di stenti. Io penso che produrre qua in Sardegna, e mi riferisco agli imprenditori, sia un atto eroico. Tanto è vero che se voi andate fuori, andate in continente e vedete come si sono stabiliti e insediati i sardi fuori dal continente, almeno delle vecchie generazioni, e chiedete alla gente che li conosce, voi vi diranno tutti che sono delle ottime persone, dei grandi lavoratori e sono anche riusciti ad ingrandirsi. Questa è la realtà dei sardi fuori dalla Sardegna. In Sardegna noi a malapena fino a poco tempo fa riuscivamo a sopravvivere. E guardate, questo non è un caso, è frutto di una situazione che ha delle cause precise e definite. Il fatto è che la Sardegna è una regione immensa, è la seconda regione più grande d'Italia o la terza, adesso non mi ricordo, comunque siamo lì, e ha un mercato interno
formato da 1.500.000 abitanti. Questo mercato interno non può supportare il gravame di fiscalità, di contribuzione di una nazione con un mercato più ampio. Le nostre aziende sono sottosviluppate perché non abbiamo capacità di consumo interno. Ci dicono dovete investire, dovete internazionalizzare, ma se non abbiamo alla base dell'economia politica e della sussistenza di un'azienda ci sta il proprio mercato interno. E questo non ce l'abbiamo perché siamo troppo pochi. Siamo pochi e non facciamo massa critica. È una cosa economica abbastanza semplice da capire. Negli anni, anche richiamando lo Statuto Sardo, l'articolo 16 se non mi ricordo, dove ci si impegnava a fare tutto il possibile per promuovere lo sviluppo e passare quindi da una situazione di sottosviluppo subito dopo la seconda guerra mondiale ad una situazione di sviluppo, sono state fatte iniezioni, pompate iniezioni di capitale nel circuito economico sardo. Il primo piano di rinascita, il secondo piano di rinascita, 62-76 sono due leggi, e avevano come presupposto i 3 punti fondamentali. Il primo era che bisognava promuovere la piena occupazione, il secondo è che bisognava portare il reddito ai sardi, quindi era una conseguenza del primo, e il terzo punto è che con questo pompaggio di capitali si doveva stabilire e instaurare un processo virtuoso di industrializzazione e di avanzamento produttivo dell'isola. Tutti ottimi punti, tutte sacrosante finalità e molto valide, però partivano da un presupposto sbagliato, che dovevano arrivare attraverso un finanziamento esterno, cioè dei soldi pompati direttamente nel circuito economico isolano con l'accompagnamento di investitori del continente. E questo è stata la cosa più sbagliata, perché ha provocato quello che noi comunemente chiamiamo assistenzialismo e la creazione di cattedrali nel deserto. Per quale motivo? Perché gli investitori, chi veniva a creare le attività produttive in Sardegna, non aveva nessun interesse se non quello dettatogli dalla politica, che erano i primi 2 punti, ma occupazione e reddito, così che le attività che si venivano a creare in Sardegna erano sovradimensionate e non stavano nel mercato, avevano bisogno di continui appoggi da parte della politica, di continui facilitazioni da un punto di vista di pompaggio di denaro. Ecco, questo semplicemente è stata una scelta sbagliata di politica economica. La zona franca integrale, e qui mi allaccio al tema della discussione, è che è un altro strumento di politica economica, è completamente contrapposto a quello dell'economia assistita. È importante questo perché nella zona franca chi viene a investire è responsabilizzato, si responsabilizza anche la sede legale, è praticamente l'instaurazione proprio legale nel luogo in cui si investe. E badate bene, per noi è fondamentale che questo sussista ed è anche vantaggioso, nel senso che è vantaggioso nei confronti di altre regioni che la vorrebbero avere e non la possono avere. Per quale motivo? Pensate a tutte le infrastrutture industriali che abbiamo. Noi siamo pieni abbiamo per ogni provincia un consorzio industriale, abbiamo aree industriali che ormai sono dismesse, quelle sono le infrastrutture tanto famose quando sentite parlare in televisione o nei servizi giornalistici. Noi ce le abbiamo già, abbiamo capannoni, abbiamo strade, abbiamo porti, e questo è un vantaggio che ci procurerebbe ancora un ulteriore vantaggio con l'istituzione della zona franca. Abbiamo centri di eccellenza scientifica, abbiamo Polaris, abbiamo l'Università a Pula, quindi la possibilità da parte delle aziende che potrebbero venire a investire in Sardegna di trovare anche quel know-how o di migliorare il know-how che loro portano attraverso i nostri gruppi di studio, i nostri ricercatori, che sono all'avanguardia nel mondo, per certi settori sono all'avanguardia. Abbiamo anche altre università rinomate, altri centri di eccellenza. Pensiamo anche alla facoltà di agraria di Sassari. Non so se avete seguito pochi mesi fa quella diatriba che c'era con Matrica, no? Quella fabbrica che dovrebbe costruire il materiale plastico a Porto Torres, giusto? Se non mi sbaglio. Ha escluso l'Università di Sassari. L'Università di Sassari ha fatto una dichiarazione dicendo non ci state coinvolgendo, quindi noi non possiamo dare il nostro apporto scientifico, le nostre conoscenze, e questo è sbagliato ed è sempre il frutto del sistema che abbiamo attualmente, che va cambiato. Con la zona franca le università, i centri studi, i centri di eccellenza verranno per forza coinvolti, perché gli investitori verranno qua per produrre non soltanto produzioni primarie, ma per portare produzioni e catene di produzione che
trasformino, che migliorino, che incentivino l'evoluzione anche tecnologica dei prodotti. E sto parlando per quanto riguarda il settore industriale e sia anche il settore agricolo, agroalimentare o bioverde o bioeconomia, chiamiamola come vogliamo, green economy. Quindi abbiamo già due fattori importantissimi perché la zona franca possa ulteriormente prendere piede da un punto di vista economico e essere facilitata nella sua applicazione. E poi pensiamo che a 15 miglia nautiche dalla punta meridionale della Sardegna passa il 70% del traffico container tra est e ovest del mondo. Il 70% dei traffici occidente-oriente sull'emisfero che insomma riguarda il vicino oriente e la costa atlantica dell'America passa, e dell'Europa, passa a 15 miglia dalla nostra punta Capo Teulada, penso che si chiami, o Capo Spartivento, non so come si chiama, Capo Spartivento. 15 miglia nautiche. Quindi siamo praticamente nel flusso del commercio internazionale. Un'altra cosa, l'ha richiamato prima la dottoressa Randaccio, in questi anni di crisi il continente con il più alto tasso di crescita, sapete qual è? È l'Africa. Hanno bisogno di tutto. E i loro chiodi sono fatti di fil di ferro, per esempio, per citarvene una. Io ho un cugino che lavora nelle organizzazioni non governative in Burkina Faso. Hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di tutto. E quale maggiore opportunità è la Sardegna, che è praticamente proiettata verso l'Africa come base produttiva, ma anche se non soltanto produttiva, come base commerciale, come base di smistamento per le esportazioni. E poi ci sono anche riscontri economici. I più grandi centri di studi economici del mondo, le organizzazioni sia governative o diciamo così, statali o anche private, hanno studi su studi che confermano il fatto che nel medio periodo, la zona franca, il medio periodo per l'economia sono 5 anni, 5-7 anni, la produzione interna lorda, anche con un calo della base delle percentuali delle aliquote fiscali o comunque un'esenzione di alcune tasse, quintuplica quantomeno. In 5 anni il PIL si quintuplica, minimo, questo è un dato minimo. Poi certo ci sono anche degli svantaggi, non è che ci sono soltanto vantaggi, perché essendo uno strumento di politica economica deve essere applicato dagli uomini, deve essere fatto bene. E questa forse è la parte che più spaventa la nostra classe dirigente, perché l'applicazione della zona franca contempla un piccolo particolare che rivoluziona le menti, è che ci si deve finalmente mettere a lavorare seriamente per lo sviluppo e la promozione di una regione. Non più andare a prendere un posto politico per scaldare la poltrona e per pensare alla prossima campagna elettorale. La zona franca mette di fronte alle proprie responsabilità gli individui che si candidano a diventare classe dirigente. È questo quello che fa paura a questa gente. Prima l'ha richiamata anche Andrea, c'è gente che vive sulla nostra miseria, io li chiamo i professionisti della miseria, che guardate non sono da una parte o dall'altra dello schieramento politico, sono in tutti gli schieramenti politici e in tutte le associazioni di categoria. È gente che è abituata a vivere di questo sistema assistenziale che vi ho bene o male spiegato prima, e che continua a pensare che la gente debba andare da loro per chiedere un diritto, sia nel mondo dell'impresa privata, sia nel mondo dei dipendenti, sia nel mondo anche della disoccupazione. Tutto questo con la zona franca, magicamente, nel giro di pochi anni, viene a mancare. E la paura fottuta di questa gente che oggi è contro la zona franca è proprio questa. Io penso che se volete farvi un'idea su che cosa possano essere questo tipo di strumento di politica economica, questo fondamentale strumento di politica economica per la Sardegna in questo momento, e badate bene, altre regioni non ce l'hanno e lo vorrebbero avere, e se ce l'avessero avuto non avrebbero pensato 2 minuti ad applicarla, e noi ce l'abbiamo e stiamo qui a cercare di convincerci l'uno con l'altro che forse ci serve. Ho perso il filo.
lo strumento, se volete farvi un'idea dello strumento della zona franca, ci sono dei bellissimi testi. Ce n'è uno di cui sono venuto a conoscenza e che tra l'altro ho letto, che è stato commissionato da un certo Paolo Savona, che adesso fa parte del Consiglio dei Sindaci di Unicredit Banca, ma prima era presidente del Credito Industriale Sardo, nonché economista di derivazione della Banca d'Italia. E lui ha commissionato nell'84 uno studio a due economisti della Facoltà di Economia e Commercio. Si chiama Zona di produzione franca, un'opportunità per la Sardegna. Comunque, se lo digitate, il testo è scritto da due professori, uno si chiama Sabatini e l'altro Polacchi. Leggetevelo, è molto interessante. Ci sono un paio di schede tecniche, numeri che neanche io sono stato in grado di decifrare, però si lascia leggere e soprattutto vi fa capire per quale motivo siamo in questa condizione. Se non credete a me, prendetevi un libro, è una buona lettura e capirete molte cose. Grazie. Allora, adesso lasciamo spazio alle domande e poi per finire chi vuole fare delle conclusioni, ok. Chiunque abbia una domanda da porre, soprattutto ovviamente alla dottoressa Randazzo, fa bene a tutti, fa bene a tutti. Se vuole intervenire anche qualche sindaco per qualsiasi tipo di motivo, anche per andare non soltanto a favore, anche contro, perché un dibattito fa sempre bene, nessuno... Siamo stati troppo chiari, per quello che quando si dicono le cose troppo chiare poi succede. Vabbè, qualsiasi tipo di intervento, allora, a parte le domande, siamo a disposizione. La settimana scorsa a Mediolina c'era il presidente Cappellacci. Qualcuno ha fatto una domanda. Scusate un attimo. Qualcuno ha chiesto proprio all'avvocato Scifo cosa ci mancava per ottenere la zona franca. E lui ha detto semplicemente che il presidente della regione doveva fare questo decreto. Cos'è? La ringrazio di questa domanda perché mi dà la possibilità di scrivere in pubblico qualcosa che proprio ho qui nello stomaco. Qualche soddisfazione, scusate, ma me la devo prendere. Io ho assistito a quella trasmissione da casa, non sono andata perché non sono stata invitata, meno male, perché non sarei stata così calma e pacata come l'avvocato Scifo, a cui ho visto però i capelli dritti in testa, quello che ha. Perché ci siamo trovati davanti al solito spettacolino dove un giornalista che vuole parlare della questione non dà assolutamente facoltà alle persone competenti di poter dire esattamente che cosa ne pensano. Perché all'avvocato Scifo sono stati dati, lui ha fatto la registrazione, se l'è rivista a casa, gli ha dato 5 minuti, ma non tutti assieme, 5 minuti spezzettati, dove è difficilissimo esprimere un concetto giuridico, perché l'avvocato Scifo è una persona sintetica, ma è anche preparata. Però, ecco, mentre ha dato spazio a gente che parlava per sentito dire, che l'ha fatto soltanto per un proprio tornaconto o per dire cose come quale portavoce, ma io più che il politico lì presente, proprio mi rammarico della classe giornalistica sarda, dei giornali sardi che non fanno informazione, sia l'Unione Sarda che la Nuova Sardegna che Mediolina non fanno informazione. Il signor Anthony Muroni non è un giornalista, è un portavoce. È un portavoce di qualcuno, non è giornalismo, è un'altra cosa. Quella che abbiamo conosciuto noi in altri tempi era un altro giornalismo. Allora, se tu mi inviti per far capire, per spiegare una questione così importante come quella della zona franca in Sardegna, non devi venire prevenuto, non devi essere così esplicito nel dimostrare la tua contrarietà a una cosa che può tornare utile a tutti quanti, perché sta dimostrando semplicemente di avere, ripeto, in odio questo popolo,
di avere un'antipatia nei confronti del popolo, di essere servo, senza idee, senza libertà, nei confronti di chi gli paga lo stipendio. Io questo, scusate, lo volevo dire, però a questo punto rispondo alla domanda che mi ha fatto la carissima amica che viene spesso a sentirci e che conosce molto bene tutta la situazione. In questo momento storico noi questo diritto, guardate bene, ce l'abbiamo dal 1998. Purtroppo l'Italia, così come vi ho detto prima, matrigna della Sardegna, peggio, non altro che strega di Biancaneve, quella era una santa donna rispetto all'Italia, quella Sardegna. Allora, l'Italia non ha comunicato all'Europa che che aveva attivato la Sardegna come zona franca, ma nel 1998 lo doveva fare questa comunicazione, perché l'Europa avrebbe dovuto scrivere la Sardegna, il nome Sardegna nella Gazzetta Ufficiale Europea, quella che leggono i doganieri quando devono applicare un determinato regime, devono trovare il nome delle zone franche d'Europa, perché zone franche in Europa ce ne sono tante, lo sapete, forse prima ho dimenticato di dirvelo, ma ce ne sono tante, ogni nazione ha le sue zone franche. Bene, noi nella Gazzetta Ufficiale Europea, se voi andate a scaricarvela da internet, trovate scritto la Valle d'Aosta, Livigno e Gioia Tauro, e non c'è la Sardegna. Ma a questo punto, siccome l'Italia è da 14 anni che non ha comunicato niente, in base al principio di sussidiarietà, lo stesso principio che hanno usato i sindaci per deliberare e dichiarare il loro territorio zona franca, visto che non l'aveva fatto la Sardegna, allora lo stesso diritto che hanno i sindaci ce l'ha il presidente Cappellacci, che ha detto all'Europa: guarda che la Sardegna è diventata zona franca tutta, per cui pubblica nella Gazzetta Ufficiale il nome della Sardegna. L'Europa ha risposto, ma ha risposto da ignorante, perché a questo punto dobbiamo dire che gli ignoranti non ce li abbiamo soltanto in Sardegna e in Italia, ce li abbiamo anche in Europa, perché l'Europa ha risposto a Cappellacci e ha detto: guarda che la pubblicazione ce la deve chiedere l'Italia. E no, non è così, perché il principio di sussidiarietà è un principio europeo. Cioè il presidente Cappellacci ha evidentemente omesso di fare una precisazione che comunque doveva essere capita. Noi l'abbiamo fatta scrivere ai sindaci che hanno deliberato in base al principio di sussidiarietà. L'Europa pensavamo che fosse un pochino più colta di noi e allora non è stato scritto. Ma l'Europa, il presidente Cappellacci, nel momento in cui dice all'Europa: guarda che io ti chiedo di mettere la Sardegna tra le zone franche d'Europa, glielo sta credendo ai sensi del principio della sussidiarietà, perché l'Europa dice ce lo deve chiedere l'Italia. No, cari miei, l'Italia aveva 14 anni di tempo per farlo, e se non l'ha fatto quel diritto ce l'abbiamo noi sardi, e se non lo riconoscono alla Presidente della Regione, ce lo prendiamo noi, tutti i sindaci di tutti i paesi. Dobbiamo dichiarare che il nostro territorio è zona franca e lo dobbiamo pretendere che venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea, perché solo così potremo mettere la benzina in vendita, che è la cosa più semplice. Poi arriverà tutto il resto, ma credo che già da avere in vendita a metà prezzo la benzina, la corrente elettrica che ci costa tanto, già quello basterebbe a far ripartire l'economia, poco, ma comunque rivaluterebbe i nostri stipendi e le nostre pensioni soprattutto. Ecco, per questo, quindi noi il diritto ce l'abbiamo e, come ho detto prima, lo andremo a rivendicare in tutti i tribunali del mondo, per cui che nessuno pensi dei nostri politici che quel diritto ce lo possono portare via. E non vogliamo fare, badate bene, non cadere nel tranello, come dice qualcuno: facciamo un referendum. Ma guai il referendum, perché qui sono in grado, questi mascalzoni, di comprarsi la povertà, perché quanto più uno è povero tanto meno costa. L'abbiamo capito che la gente si vende, ti dà il voto per la spesa, per una busta della spesa, sei disperata, ma davanti alla possibilità di lavorare tutti e di lavorare tanti e di crescere economicamente, ci dobbiamo vendere per un chilo di pasta o per un paio di scarpe. Mi sembra che il tempo della guerra sia finito. Svegliamoci. Se volete avvicinarvi, così sentono tutti.
riguardo alla proposta di legge che è stata avanzata da alcuni politici che all'inizio sono sembrati contrari alla zona franca, adesso la stanno elaborando un po' come vogliono. Tra l'altro, sì, la proposta di legge che è stata avanzata da Coco, Corda, Cuccu, Sabattini, Diana, praticamente è riferita alla partecipazione poi della zona franca in base a come posso spiegarlo, il 30%, in poche parole vogliono gestirla loro comunque